La forza delle donne e della prevenzione in un lungo serpentone che ha avvolto la città. Un abbraccio ricambiato e riconoscente per la 12ª edizione della Treviso in Rosa, dove in più momenti, anche attraverso gli speaker ufficiali, è stato ricordato Alex Zanardi. Più volte campione paralimpico, ma soprattutto campione nella vita. Ma dietro ogni maglietta rosa c'è un volto, una storia, una motivazione, a dimostrarlo la triatleta Alessandra Fior. Personalmente ho attraversato questo percorso purtroppo ignorando il messaggio della prevenzione e solo dopo il percorso appunto oncologico e chemoterapico affrontato ho capito quanto sia importante fare una diagnosi precoce affinché ci sia una predicibilità di vita più favorevole. 10.000 le partecipanti, tanti gruppi provenienti da tutta la Marca, tra i più numerosi quello di Preganziol, ma ci sono anche le donne fuori dal comune di Casugana, giunta e consiglio al completo. Purtroppo il tumore al seno, il tumore all'ovaio, bisogna prevenire, donne, e veramente farsi le cure e la prevenzione ogni anno. Forza, non mollare mai. In caso di malattia, ecco, c'è tutto questo, una rete di donne e di professionisti che ci sostiene. Questa energia portiamocela ovunque. È davvero un grande grazie a tutti i volontari che permettono questo, allo sport, ma soprattutto alle grandissime guerriere della vita che abbiamo qui oggi. Mi emoziona ogni volta, non lo so perché, non so da dove arrivano tutte queste donne, però ci ripaga dei grandi sforzi che abbiamo fatto in questi mesi. Il colpo d'occhio del resto lungo le mura è impressionante, in un mix di energia e fiducia, soprattutto nella ricerca. Forza donne, siamo le migliori del mondo, qui a Treviso. Buona camminata a tutti. Nella domenica trevigiana generazioni intere, una accanto all'altra. Tutti assieme, sempre finché posso. E ci siamo anche noi di Media Nord-Est perché la prevenzione va soprattutto comunicata in maniera efficace. Antena 3 è presente per ribadire come sempre l'importanza della prevenzione, lo raccontiamo nelle nostre trasmissioni e siamo qui presenti. Una giornata molto bella, una giornata di festa e anche noi stiamo tutti insieme perché oltre che colleghi siamo anche amici. Immancabili ringraziamenti di Mario Conte agli operatori, ai volontari, agli organizzatori per il sindaco Raffica di Selfie in una giornata che vede Treviso nel suo vestito migliore. Fatemi finire con viva le donne che partecipano a queste manifestazioni perché sono il vero tesoro di questa manifestazione. Solo gioia di esserci. È importante, ci salva la vita. Non bisogna aver paura della malattia perché come potete vedere si rinasce e si rinasce meglio di prima.